Vogliamo accostarci alla parola di Dio. Amen. Leggeremo un salmo. Se vi dico il salmo più famoso che ha scritto Davide, che numero mi dite? Il 23. Il 27 è anche conosciuto, il 23. Salmo 23. Abbiamo letto, riletto chissà quante volte, citato anche. Gloria al Signore, però la parola di Dio ci dice sempre qualcosa. Gloria a Dio, vogliamo leggerlo insieme, Salmo 23. A Dio la lode e la gloria. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu prepari davanti a me la mensa, al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Amen. Alleluia. Ad accomodarvi. Gloria al Signore. Alleluia. Come detto prima nell'introduzione, forse il salmo più famoso, più conosciuto, perché è breve, 6 versi, ma sono profondi questi versi, sono parole sentite. Davide, forse il condottiero più grande che Israele abbia mai avuto. Alleluia, il fanciullo che era stato chiamato da Dio ad essere, non subito, ma in un futuro prossimo, re di Israele, per sostituire un altro uomo che si era allontanato dalle vie del Signore. E Dio lo aveva già scelto da fanciullo. Era un pastorello. E il pastore Davide riconosce di essere davanti a Dio una pecorella. Che bello. Se qualcuno mi dicesse, ma chi è il Signore? Chi è Dio? Potrei dire, Dio è il mio pastore. Chi è? È il mio pastore. Qui Davide dice l'Eterno è il mio pastore. Altre traduzioni invece dell'Eterno hanno il Signore è il mio pastore, Adonai è il mio pastore. L'Eterno, qui dice questa versione, è il mio pastore. Come conseguenza, nulla mi mancherà. Gloria a Dio. Questo uomo forte e valoroso, un uomo di battaglia, un uomo coraggioso, forte in battaglia, fiducia enorme nel Signore, sin da fanciullo. Già quando ha battuto il Goliat, ricordate? Ha insegnato a tutto l'esercito, dal re a tutto Israele, che bisogna avere fiducia nel Signore. Un fanciullo adolescente ha insegnato a un re adulto e un esercito che l'esito della battaglia dipende da Dio. E mentre tutti avevano paura, questo fanciullo va e affronta questo gigante e va nel nome dell'Iddio di Israele, del Dio degli eserciti.
Alleluia, con una semplice arma, una pietra, una fionda. Tum, lo fa cadere a terra. Per questo può scrivere: l'Eterno è il mio pastore. Alleluia, è bello definirci pecorelle del Signore, o no? Siamo pecore del Signore. Siamo il gregge che Egli cura, vero? Che Egli guida. Alleluia. Il Signore ha cura del suo gregge, amen? Non solo del gregge nell'insieme, ma di ogni singola pecora che compone il gregge. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Vogliamo avere la stessa fiducia che ha Davide, Amen? Alleluia. Spesso siamo ansiosi, ci preoccupiamo delle cose che ci mancano, ci potrebbero persino mancare nel futuro prossimo o domani, ma vogliamo stare sereni. Finora il Signore non ci ha mai fatto mancare nulla. E vogliamo affermarlo con assoluta certezza: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Amen? Amen. Alleluia. Poi descrive alcune cose che Egli fa, che Dio fa per Lui, per la sua vita. Egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli. Quello che desidera una pecora è poter camminare in verdeggianti pascoli, perché oltre al verde e la sofficità del manto erboso, quando desidera può mangiare, perché l'erba è buona. Gloria a Dio. Egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Gloria a Dio per la sua calma. Una caratteristica del credente è la calma e la serenità nell'affrontare anche le situazioni difficili. Questa deve essere una caratteristica del credente: calma e serenità. Dio, in quanto pastore, ci guida in questa pace, in questa serenità. In Lui troviamo la pace. Ecco perché può affermare: Egli mi guida lungo le acque calme. Alleluia. Ancora un'altra cosa che egli riconosce che fa Dio per lui è: Egli mi ristora l'anima. Che bello. Egli mi ristora l'anima. Quando si parla dell'anima è qualcosa che non ha a che fare con il corpo. Per quanto riguarda il corpo, a volte camminando abbiamo fame, leggiamo ristorazione, no? Cosa fai a pensare? Mangi. Il mio corpo si ristora. Ma oltre al ristoro del corpo abbiamo bisogno del ristoro dell'anima. Egli mi ristora l'anima. E possiamo dire che non solo provvede il cibo materiale, ma ci provvede anche il cibo spirituale. Dal ristoro all'anima. Alleluia. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Alleluia. Mi conduce per sentieri di giustizia. Io non so, ma abbiamo la consapevolezza di essere nella strada giusta. La strada che abbiamo scelta è la strada giusta. Gloria a Dio. Ho questa certezza. Sono sulla strada giusta. Ho scelto la strada che mi conduce in cielo. Perché Dio ha mandato il suo figliolo Gesù. Amen? Amen. E Gesù può dire: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Ecco, Egli mi conduce per i sentieri giusti, non sbagliati. Per i sentieri giusti, gloria a Dio. E quando si osserva la parola del Signore, si fa la cosa giusta. Quando si onora la parola di Dio, la si medita e la si mette in pratica, si fa la cosa giusta. Questa è la cosa giusta. I sentieri di giustizia sono le vie
che conducono a Dio. Amen. Amen. Alleluia. Sono quelle scelte giuste che Dio vuole che noi compiamo con la sua guida. Amen. E tutto questo accade per amore del suo nome, perché Dio è fedele. Amen. Non per meriti nostri. Nessuno pensi di essere così bravo, così brava da meritare il favore di Dio. Dio è fedele. Noi dobbiamo essere fedeli. Lui lo è già. Amen. Dio ci aiuta ad essergli fedeli. Alleluia. Mette certezza ancora in noi. Quando Davide afferma al versetto 4, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, descrive un luogo, posso dire, pauroso, di più. Di più. Tragico, di più. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, valle già ci fa capire qualcosa di, non di alto, ma proprio basso. Ombra, oscurità, morte, separazione. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io, in quanto pecorella del Signore, perché Lui è il mio pastore, io non temerei male alcuno. Perché? Perché tu sei con me, Signore. Amen. 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 E se io sono la tua pecorella, tu sei il mio pastore, e il buon pastore non lascia mai la sua pecora. Amen. Perciò ho la certezza che tu sei sempre con me. Alleluia. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Gloria a Dio, abbiamo già detto del bastone, della verga. Il pastore come guida il gregge. Un bastone ce l'ha sempre. E quando la pecora si allontana un po', un colpettino tonto, e torna, vero? Gloria a Dio. Poi c'aveva una cosa particolare del bastone che aveva un semicerchio, no? Come dire. Perché poi il pastore, quando doveva per forza tirare la pecora, la prendeva per il collo, quando non sentiva il colpo, no? E la tirava per il collo. Il bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano, perché se io dovessi allontanarmi, tu mi raggiungerai, mi prenderai, mi riporterai di nuovo nel tuo gregge, Signore. Che bello. Alleluia. Tu prepari davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. E Davide aveva tanti nemici. Molti speravano nella sua caduta. Ma quel trono gli era stato promesso da Dio, gli è stato dato da Dio, e nessuno poteva usurpare il trono di Davide, neanche il figlio. Ricordate la storia? Absalom voleva il trono di suo padre, Davide, ma quel trono apparteneva a Davide. Gloria a Dio. Che bello quando i nostri nemici, chi ci vuole del male, vede invece che siamo graditi a Dio. Tu prepari una mensa ricca di beni al cospetto dei miei nemici. Gloria a Dio. Ancora, cosa fa il Signore per Davide? Cosa fa per noi? Cosa vuole fare il Signore per noi? Ancora continua. Tu ungi il mio capo con olio. Alleluia. E la mia coppa trabocca. Gloria al Signore. Questo vuole fare ancora il nostro buon pastore con ognuno delle sue pecore. Vuole ungerci con il suo olio. Alleluia. L'olio è figura dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Dio vuole donare il suo Spirito
a ciascuno di noi, in modo che, come Davide, possiamo dire, la mia coppa trabocca. In fondo il battesimo nello Spirito Santo che cos'è? Un'immersione, è vero? Invece che in acqua, un'immersione nello Spirito del Signore, perché Dio non dà mai con misura, non c'è un livello, Dio vuole che noi trabocchiamo. Il suo Spirito possa anche uscire fuori da questo contenitore, e deve uscire fuori. Voglio traboccare. A me non voglio essere un contenitore che contiene, voglio anche traboccare. Alleluia, affinché posso anche dare agli altri. Gloria a Dio, amen. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Versetto 6 conclude il Salmo con una meravigliosa certezza, perché Dio mette certezza nei suoi figli. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Amen? Abbiamo questa certezza? O guardiamo solo alle pene e alle difficoltà che tutti noi abbiamo? Ma oltre questa visione, vogliamo avere una visione lungimirante, una visione spirituale, e diremo, certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Non voglio guardare ai miei problemi, ma comunque, nonostante i miei problemi, io ho la bontà di Dio. Alleluia, ho i suoi beni nella mia vita, il suo bene. E queste cose mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, perché il Signore mi ha fatto una promessa: io non ti lascerò mai. Te l'ha fatta questa promessa? Io non ti lascerò mai. Gloria a Dio. E allora il credente può dire, come pecorella del gregge del buon pastore: io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi, lunghissimi, eterni giorni che non avranno mai fine, cioè l'eternità. Amen? Alleluia. Vogliamo dire grazie, Signore, perché sei fedele e sei il nostro buon pastore. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo, stare ancora in preghiera. Alleluia.